Buongiorno da Taglio di Po, siamo con il presidente del Consorzio di Cooperative di Pescatori, Luigino Marchesini, e naturalmente vogliamo parlare un po' della situazione pesca nel nostro delta, ma soprattutto delle specie invasive, tipo il granchio blu, che vi stanno creando sicuramente problemi, e il grande problema del cuneo salino. Beh, innanzitutto per quanto riguarda il granchio blu, sta facendo un po', ci sta creando delle grossissime difficoltà a livello lagunare perché tutti i pesci li sta divorando fino anche alle nostre vongole veraci. Proprio qua a dicembre ci siamo accorti che veramente avevamo avuto dei grossi problemi in un canale qua che avevamo del canarin. Quindi una specie che è un po', diciamo, invasiva, per fortuna bisogna dire anche che sta andando, stiamo pescando e anche a livello commerciale sta andando via abbastanza bene e sicuramente bisogna tenerli, pescarne il più possibile per tenerli, diciamo, più bassi come produzione per non che vada a invadere tutte le altre nostre specie, ecco. Per quanto riguarda invece il cuneo salino, l'anno scorso ci ha dato dei grossi problemi a livello anche di maturazione sia per quanto riguarda la cozza di Scardovario, quindi cozza DOP unico marchio italiano, ripeto, lo ribadisco più volte, e sia anche per la crescita e anche per anche la produzione dei semi, perché sì, il cuneo salino sta andando su, ma anche le temperature dell'acqua si sono un po' riscaldate e non si riesce a capire perché, sia per quanto riguarda i semi di vongole averaci, ma anche e soprattutto anche della cozza di Scardovari, che semi di cozze si è fatto fatica a maturare, quindi a trovarsi anche in giro e anche nelle nostre lagune a riprodursi, quindi ha avuto dei grossissimi problemi.